I dati sono allarmanti in Veneto, sono circa 1,5 milioni le persone tra i 15 e i 64 anni che giocano d'azzardo, praticamente il 44% della popolazione regionale. Di questi il 6%, ovvero 85.000, sono a rischio patologico. E circa 5.000 ragazzi delle superiori che giocano in maniera problematica. Quanti di questi poi diventano dipendenti? 1.300 euro a testa è il budget che viene investito dai veneti in gratta e vinci, slot, gioco d'azzardo in internet e quant'altro. Bar e tabaccherie quelli più frequentati soprattutto dai ragazzi. Il 38% degli studenti in Veneto, circa 70.000, ha giocato almeno una volta. L'8% è a rischio dipendenza, ma già l'1%, circa 700 giovani, risulta già dipendente. Una situazione che rischia di diventare allarme sociale. In attesa che il governo provveda con una normativa apposita, il Partito Democratico Veneto lancia una sua proposta di legge regionale in materia. Potenziare e a razionalizzare interventi che sono portati avanti nel territorio da qualche ULSS ma in maniera frammentaria, interventi di prevenzione, di informazione e di formazione. Obiettivo fare una rete che comprenda gli stessi operatori del settore, tabaccai, gestori di sale gioco, USL e anche l'istituto scolastico, ma serve anche più formazione ai genitori. Nella proposta di legge anche azioni concrete. Un numero verde da realizzare in modo tale che ci sia un punto di riferimento al quale rivolgersi. Bersagliati dagli spot, su 10 pubblicità 3 sono legate al gioco d'azzardo. La crisi porta tanti a investire i pochi soldi in speranza di una vincita milionaria. Il risultato è solo che le casse dell'erario ci guadagnano, mentre in realtà sono tutti tentativi che alla fine risultano perdenti.